Oggi viaggiamo nel tempo e scopriamo il Settecento con i rievocatori di Mondo Novo History Fragments a Villa Molin. Io sono un valletto di corte, quindi sono un membro della servitù della villa. Lei è una bambola vestita da badessa, da suora, ordine benedettino probabilmente, questa è stata ripresa da una stampa d'epoca. Quando le bimbe erano destinate alla carriera ecclesiastica giocavano con oggetti simili per entrare in questa ottica, per abituarsi all'idea che avrebbero passato tutta la vita circondate da altre suore. E invece l'abito che veste lei? È un abito informale, come per la campagna e le villeggiature, comunque un compito da uomo, erano sempre composti dalla camicia, che era il capo d'abbigliamento fondamentale, calze, pantaloni al ginocchio, gilet e la giacca, chiamata anche marsina, da portare sopra. Una curiosità: la biancheria intima non esisteva, cioè come la portavano nel Medioevo e nel Rinascimento, nel Settecento quasi per tutto il secolo non la si porta più. Cade in disuso durante il periodo della peste. La camicia era molto lunga e faceva anche da mutande. La moda settecentesca non è più italiana come era nei secoli precedenti, c'è stata una parentesi spagnola nel 600, nel 700 arriva la Parigi. Il gioco d'azzardo era parte, diciamo, del divertimento dei nobili e anche dei non nobili, quindi era sempre presente un tavolo da gioco dove giocare o a carte o con i dadi o qualche gioco del genere, come per esempio il Pirivisi, che è una specie di antenati della roulette. Il Pinto è un personaggio storico della Serenissima. Praticamente io ero uno che riscuoteva i crediti. Perché il nome vittima? Perché assillavo, non usavo forza, non usavo maniere fisiche. Una volta la gioielliera andava nelle case delle dame, addirittura arrivava alle camere da letto delle signore e durante la toilette offriva la possibilità di visionare tutti i gioielli che creavano. Tutte le mattine ci si lavava, ma non solo il viso, le mani, ci si lavava i piedi, ci sono delle ricette di lavande profumate per i quelli. Avevano il loro modo per tenersi igienici. Gli umori erano 4, quando uno di questi umori era non equilibrato, la persona stava male. Uno dei metodi era l'applicazione di sanguisughe, spesso e volentieri la cura era peggio del male.